Sicuramente questi eventi che si ripetono in maniera purtroppo cadenzata, con una violenza mai vista, e anche guardando i toponimi delle zone, Rio Secco che diventa un torrente appunto quasi himalayano, fa pensare che veramente nel clima qualcosa sta cambiando. Naturalmente come Regione Veneto noi abbiamo subito attivato tutte le procedure e i mezzi e i uomini per alleviare quello che hanno subito le popolazioni e i paesi di quel territorio, a cui va tutta la nostra solidarietà. Naturalmente come Consiglio regionale vedremo e capiremo anche nelle prossime settimane come possiamo essere vicini a queste popolazioni, ma soprattutto a come riuscire a rendere comunque il mese d'agosto, che dal punto di vista anche turistico è fondamentale per quei territori, renderlo comunque appunto tranquillo. Però un ragionamento generale va fatto anche sulla veramente contestualità ormai troppo frequente con cui queste bombe d'acqua interessano il territorio veneto, ma anche il territorio direi nazionale ed europeo. Quindi alcune misure, alcuni interventi magari di attenzione, di prevenzione vanno messi in moto proprio soprattutto per non causare vittime, ma soprattutto anche per non avere zone del nostro territorio così pesantemente colpite ogni mese ormai. Io direi che il nostro ambiente è una situazione che è abbastanza verificata, conosciuta, abbiamo anche piani di protezione civile che coprono tutto il territorio regionale, però ripeto, la violenza e l'intensità con cui questi fenomeni purtroppo si ripetono sta diventando ormai troppo frequente, e un'attenzione particolare anche per eventi così importanti va fatta e va messa in moto come sistema di prevenzione, ripeto, nei piani di protezione civile e di attenzione sul territorio. L'ho denunciato più volte la censura che c'è stata sul tornado della Riviera del Brenta. Abbiamo visto qualche giorno fa che per 330 alberi fiorentini l'attenzione dei media nazionali è stata massima. Mi auguro che in questo momento, registrando purtroppo 3 vittime, anche l'attenzione dei media, non solo locali ma soprattutto quelli nazionali, sia posta su questo evento e che ci sia anche un'attenzione governativa immediata. Non possiamo aspettare, ripeto, in un mese particolarmente delicato dal punto di vista turistico per la zona del Cadore. Dobbiamo fare interventi e mettere in moto quelle sinergie per riuscire a dare tranquillità ai turisti che frequentano queste zone.